Questo libro è un pochino il desiderio di riportare un po' di esperienza, eventualmente aiutando quello che è, secondo me, l'elemento fondamentale della medicina, cioè il legame fra medico e paziente. Il medico deve un momentino rivedere le sue posizioni, cercare di capire che la sua diciamo, tecnologia, la sua conoscenza è non il tutto, perché naturalmente ci vuole l'aspetto umano e l'aspetto relazionale. Il malato deve capire che non necessariamente ha sempre ragione, che deve in qualche modo mettersi a volte in discussione per migliorare quelli che sono i rapporti fra medico e paziente e aiutare poi eventualmente decisori terzi a aiutare questo legame ulteriormente. È un libro che interpreta il valore del saggio, nello stesso tempo l'esperienza autobiografica di un medico, figlio e nipote di medici, padre di medici, che porta un po' di serenità in un ambiente che è sempre più tormentato anche dal problema che c'è tra confronto o disgiunzione tra sanità pubblica e sanità privata. È un libro che si legge volentieri.